Angolo blu, Bassilongo Davide, Accademia Pugilistica Ruga. Arbitra Crozza Eos. Si preparino per a seguire l'angolo rosso, Borghi Lorenzo, Box 31 e l'angolo blu per Box Pavia, Preti Milano. A seguire riti 2, incontro 14, Ferrari Nicola Omboni Ferruccio. Centro del ring, passa in finale all'angolo rosso, Fumagalli. Ci sono Gara numero 13, junior maschile 69, semifinale all'angolo rosso, Borghi Lorenzo, Box 31 del Box Pavia, Preti Michelangelo. Si preparino per la gara successiva all'angolo rosso del Box Vigevano, Moraghi Alessandro, all'angolo blu del Spartan Box, Strecapede Iuru. Scusami se l'ho detto male. Mario. Ricordiamo che al termine delle semifinali ci saranno delle gare fuori torneo, poi prenderemo cominceremo le finali. Nella prima difesa si preparino per la gara numero 14, junior maschili 75 kg. Fuori i secondi. Angolo rosso per Box Vigevano, Garaghi Alessandro, l'angolo blu per Spartan Box, Iuri Strecapede. Seconda ripresa. Si preparino per la gara successiva. Angolo rosso, Ferraro Nicola, Accademia Pugilistica Ruga. Angolo blu, Omboni Ferruccio, Team Lucco. Buoni secondi. Fine seconda ripresa. Ricordiamo a seguire angolo rosso Ferraro Nicola, Accademia Pugilistica Ruga, all'angolo blu Omboni Ferruccio, Team Lucco, e di seguito angolo rosso Coppola Dario, Pugilistica Brianza all'angolo rosso e Milesi Mauro, Bergamo Box all'angolo blu. Ogni seconda di noi.
Facciamo una piccola eccezione quest'oggi per una premiazione per la quale dedichiamo una certa attenzione, perché abbiamo il piacere di far procedere questa premiazione la campionessa italiana junior dilettanti AOP della Box Cartoon, Marelli Gloria. Un applauso per favore. Addirittura alla terza corda, vorrei far notare questa cosa, giovanissima. Ciao Gloria, è veramente un piacere, fai venire un pugnetto, quindi lasciamo a te la premiazione che adesso verrà chiamata dal nostro tavolo di cucina. Vince, passa in finale, angolo rosso del nome Mario.